Si è svolto ad Agrigento il quinto convegno di gastroenterologia pediatrica Cragantino, un appuntamento a detta degli organizzatori, il dottor Giuseppe Iacono e il dottor Gaetano Alletto, che ha avuto un riscontro negli anni talmente positivo che ci ha indotti a proseguire strutturando l'incontro congressuale in maniera stabile nel panorama degli aggiornamenti pediatrici nazionali. La tipicità del congresso è quella di fare abbinare il tema della relazione dei congressisti a un mito classico, considerando che l'evento si svolge nella capitale della Magna Grecia, appunto Agrigento. Rievocare i miti greci associandoli ad argomenti scientifici è per gli organizzatori una suggestione notevole che ci arricchisce di sfumature difficilmente riproducibili. Dottore Giuseppe Iacono, diciamo l'animatore del quinto convegno di gastroenterologia pediatrica Cragantino, un appuntamento che ormai è diventato anche un punto di riferimento per il settore. Sì, non c'è dubbio, vedo la partecipazione corale dei colleghi anche del nord, ma anche colleghi diciamo, fuori Italia. Oggi abbiamo uno spagnolo che ci parlerà di una problematica gastroenterologica, ma la cosa importante di questo congresso è che diciamo, concilia due aspetti della cultura, la cultura scientifica e la cultura umanistica. Ogni anno cambiamo argomento umanistico e cambiamo anche argomenti scientifici. Quest'anno abbiamo utilizzato la mitologia e a ogni relatore viene attribuito un mito per cui metà del loro tempo viene utilizzato per descrivere il mito, per ritornare un po' alle nostre origini e poi metà del tempo che rimane viene utilizzato per darci le notizie scientifiche sull'argomento a loro affidato. Quindi questo i colleghi l'hanno recepito in maniera perfetta e quindi con grande godimento anche diciamo, dei discenti, i quali per certi versi diciamo, hanno un ritorno alla memoria di quelle che sono state no, gli studi del liceo, quindi classico, scientifico che sono. Quindi di fatto abbiamo la fortuna di aver intrapreso una linea, diciamo, un programma particolare che interessa molto e poi sinceramente io diciamo, da buon agrigentino mi sto adoperando a fare conoscere diciamo, le meraviglie di Agrigento, far sì di diciamo, fare venire persone da fuori, gente che già conoscono Agrigento, ma anche persone che magari non lo conoscono e vengono appositamente per questo motivo. Quindi diciamo, da agrigentino sinceramente sono molto contento di questo tipo di chiamiamolo di aiuto, di attività che posso fare per migliorare diciamo, la conoscenza delle ricchezze che noi abbiamo qua ad Agrigento, che sono ricchezze uniche. Da un punto di vista medico, ecco, quanto sono importanti questi momenti per la crescita e il confronto anche con altri colleghi ai fini anche scientifici e della vostra materia, del vostro arricchimento professionale? Sì, sicuramente diciamo dal cast di relatori si può vedere che non ci sono soltanto pediatri, ci sono pediatri e colleghi diciamo, medici dell'adulto con specialità diciamo, variate. Per dire ieri c'era un odontoiatra, c'era un ginecologo, un gastroenterologo, un neuropsichiatra, insomma tutto questo ci fa capire che il congresso non può essere una sola linea, deve essere una serie e va a 360 gradi, perché? Perché poi al centro di questo cerchio ci sta il bambino, ci sta l'uomo, per cui sono tutte diciamo, specialità che bene o male diciamo, vanno a braccetto, quindi sullo stesso paziente può insistere l'atteggiamento del pediatra o del gastroenterologo o dell'ematologo o del neuropsichiatra o del nefrologo e via di seguito. Quindi lo scopo di questi incontri sta in questo, cioè dare ai colleghi pediatri, direi giovani perché io sono ormai un pediatra anziano, dare la possibilità di non settorializzare il problema. Cioè, noi dobbiamo guardare il bambino nella sua unicità, il bambino è uno, con diversi problemi. Allora noi dobbiamo guardare sia a destra, a sinistra, a centro e dietro le spalle per cercare di
trovare una diagnosi corretta laddove un bambino sta male e di dare il meglio di noi stessi, quindi eventualmente sentire specialisti differenti per cercare insomma, di concludere la diagnosi. Per cui lo scopo di questo congresso sta proprio in questo, i colleghi sono veramente molto, e lo vedo insomma, anche dal coinvolgimento nella discussione eccetera, sono veramente coinvolti e questo mi fa enorme piacere perché sto riuscendo un pochettino così negli anni, piano piano, ho i capelli bianchi, a fare capire che è questo l'approccio che si deve fare, non deve essere un approccio unico e unilaterale, ma deve essere un approccio globale. Chissà, un altro anno, pensiamo anche al futuro, quale argomento cadrà la sua scelta, dottore? Io già ce l'ho pronto anche per 2019, almeno per 2 anni, ma già ce l'ho. Veda, il congresso mio, come dicevo, è un congresso di cultura generale, sia la componente scientifica, gli altri anni ho adottato un monumento. L'anno scorso abbiamo adottato un'opera di autori agrigentini, Pirandello, Sciascia, quest'anno la mitologia e il prossimo anno così, tanto lo farò pubblicamente, alla fine parleremo di argomenti di matematica. Quindi un pediatra, un medico, interessarsi di matematica, certo nell'ambito, per cui farò in maniera di coinvolgere i colleghi mi rimproverano, anzi poi mi ringraziano perché io li faccio lavorare su argomenti che loro non hanno mai lavorato, quindi li costringo ad andare a studiare ed è veramente una cosa graziosa tutta questa perché alla fine dice guarda per la relazione dice, non ho studiato niente perché giustamente essendo specialisti del settore automaticamente non hanno nulla da studiare perché devono solo, invece sull'argomento che hanno dovuto studiare e quindi poi alla fine mi ringraziano e sono veramente contenti di farlo e il prossimo anno non lo so quando mi ringrazieranno perché parleremo di matematica. Dottor Gaetano Alletto, oggi presente a questo quinto convegno di gastroenterologia pediatrica Cragantino. Ecco, un'iniziativa sicuramente importante, giunto appunto al quinto appuntamento. Ecco, quanto sono importanti momenti come questi, dottore? Sono sicuramente molto importanti. Come diceva lei, siamo arrivati alla quinta edizione e nella nostra mente è di andare avanti proprio a conferma dell'importanza che ha questo congresso. Tra l'altro noi operiamo in una maniera un po' diversa dal solito. Noi privilegiamo alcune linee della cultura, cioè, intendendo per cultura tutto quanto ci porta a sapere. Il nostro convegno è organizzato ed è basato sul rispetto e sulla valorizzazione della nostra sicilianità e ogni anno abbiniamo a quella che viene chiamata cultura, cioè cultura scientifica, che poi è l'obiettivo finale del nostro congresso, una cultura alternativa, cioè abbiamo fatto un percorso diverso, un percorso quasi direi itinerante. Quest'anno abbiamo associato la mitologia, come può benissimo vedere dalle brochure. Mitologia e parlare o non parlare di mitologia nella Valle dei Templi è un peccato. Noi ovunque ci giriamo abbiamo resti di quella antichità che basava nella mitologia, nella fantasia, nei sogni e trovava appunto lo spunto per quella che era la realtà quotidiana. Noi partendo da questo principio, dando ai relatori uno spunto in più per le loro relazioni, siamo riusciti, o meglio, siamo convinti che possiamo riuscire a coniugare questo sposalizio tra quelle che sono le culture varie per arrivare all'aggiornamento, alla formazione di medici che operano e operiamo, mi ci metto pure io, sono un pediatra di famiglia, sul territorio. Quindi da queste riunioni, da questi convegni, traiamo spunto per quelle che sono novità, per quelle che riusciamo ad affinare quello che è il nostro modo di operare, ovviamente tutto a vantaggio
dell'utenza, nella fattispecie dei nostri piccoli pazienti. Ecco, si parla di gastroenterologia, lei diceva le pediatria, le famiglie, ecco, quanto incide, diciamo, nella salute dei bambini nel nostro territorio agrigentino questa malattia? Insomma. Guardi, proprio in questo momento sta parlando il professore Nobile, famoso epatologo noto della Sapienza, e parlava di un argomento interessante sull'obesità, sui 2 milioni di bambini italiani obesi e su quello che sui danni, ovviamente, che a medio e a lungo termine l'obesità comporta. Non sto a parlare di cardiopatie, non sto a parlare di, come dire, probabilità aumentate di diabete e di tutte altre malattie che possono portare alla invalidità nell'età avanzata, quindi ritengo sia nostro dovere, sia nostro compito poter modellare, modificare in unità compatibilmente ancora consona quelle che sono le abitudini sbagliate, quindi gli errori alimentari, indirizzando fondamentalmente e principalmente la famiglia, che è il nucleo dove il bambino cresce, a quelle che sono le corrette abitudini alimentari. Ecco, lei parlava di diabete, così giusto per dare anche un'idea di ciò che è la malattia molto diffusa. Nei bambini è presente questo tipo di malattia, insomma il diabete, perché negli adulti se ne sente parlare molto, ecco, nel bambino? Sì, anche nel bambino il diabete ha ovviamente una manifestazione diversa, ha delle modalità anche terapeutiche diverse, però purtroppo è una delle malattie croniche che nell'infanzia, a diverse età, anche in bambini abbastanza piccoli, 2 anni o sotto 2 anni, può manifestarsi il diabete. Ecco perché è nostro impegno prevenire queste forme fin quando possiamo riuscirci, sempre che la famiglia sta dalla nostra parte. Noi saremo sicuramente con loro.